Ciao amici e benvenuti al nostro episodio numero 102. Ne abbiamo fatte in strada insieme e adesso possiamo continuare perché siamo nel bel mezzo di molte guerre che però ci vedono come netti vincitori su tutti i fronti. Qui intanto avevamo rubato una nave a qualcuno, vabbè, la teniamo volentieri, ci sta. Intanto è arrivato di sicuro a Ragusa il nostro mercante. E vediamo se trasferisce però il commercio nella direzione giusta, perché purtroppo sta continuando a trasferirla da quella sbagliata. Infatti guadagnavamo 117. Credo che così guadagneremo molto di più. Ecco. E soprattutto arricchiremo Venezia anziché Genova, il che comunque vuol dire anche evitare il potere d'acquisto di Spagna e Francia, come vedete. Intanto possiamo fare un po' di paci. Allora, in particolare, però, volevamo anche trovare il modo di migliorare un pochino almeno le relazioni col Papa, ma Ask for fleet basing rights. Forse questa è la cosa che può salvarci. Non ha porti, maledizione. No, in effetti non ha porti. Eh, Come faccio a migliorare le relazioni? Ma non da parte... Cioè, sono io che devo migliorare la relazione con loro. È davvero ridicolo. Boh, proviamo a mandargli un diplomatico sperando che loro ci compensino con la stessa moneta. Mainz vuole prendersi Ulma. Magonza, Ulma. Vabbè. Vediamo cosa succede. Allora, intanto possiamo procedere qua. Adesso sarà un assedio a tappeto. In realtà potremmo anche far pace. Anzi, forse la facciamo a fine mese. Infatti Ceylon ha dovuto concedere semplicemente la sconfitta agli inglesi, perché gli inglesi non hanno il potere per integrarla. Ok, sono disposti. Purtroppo però dovremmo entrare nella guerra contro la Sassonia, cioè a fianco alla Sassonia. È un po' un disastro. Contro la Boemia non volevo entrare. Comunque ci sono delle novità, cioè possiamo finalmente... Wow, War College, fantastico. Insomma, possiamo passare di tecnologia militare. Già. Il War College lo faremmo naturalmente nel Lazio, ma purtroppo costa un po' troppo, evidentemente. Dov'è il War College? Non è... Aspettate. Pensavo fosse... Ecco, una costruzione unica. Si vede che, ecco, le costruzioni uniche non si vedono. No, sono qui, forse non l'ho vista. Semplicemente... No, non era tra queste. Boh, per qualche ragione non si vede. Non ci stava. Ah no, è qui. Sono stupido. Un altro leader, e questo è davvero tantissimo. Allora, dovremmo anche prendere sta maledetta Mursia. Anche perché il claim non dura in eternità, dura ancora per 3 anni. Siete nella coalizione voi? Però la Savoia puoi fare da testa i ponti. Allora. Ecco, abbiamo questi uomini da portare a Caffa.
Tanto un altro core in meno, cioè in più. Possiamo prenderci il cardinale bavarese. E qui com'è andata? Allora, dovremmo mandare qui le nostre navi sperando che tutto ciò abbia buon successo. Allora, io direi a fine mese... Richiamiamo questi due e facciamo un po' di paci. Allora, adesso che abbiamo... ho perso l'ultimo... Abbiamo vinto un assedio qua. Come si chiama? Ikizen? O in Giappone, forse. Sì, dobbiamo far pace, allora. Anche perché... Poi dovremo andare con la seconda tranche di annessioni. Però volevo vedere quanti sono d'accordo con solo 6 principi. No? Siamo davvero molto indietro, nonostante ormai siamo poco sovraestesi. E questi ormai sono a nostro favore, ma come vedete non c'è molto da fare. Dobbiamo migliorare a tutti i costi le relazioni. Allora, farei pace quindi con loro. Avrei voluto affondare in effetti la flotta prima, ma... non credo sarà possibile. Allora, iniziamo le annessioni. Voi siete d'accordo a concederci queste due province? Direi che come inizio ci può bastare, naturalmente. Anche perché sono le più preziose. Le uniche che producono tè sono qui. Come vedete. Potrebbe essere utile anche questa. Ma io punterei su queste due, anche perché non avevamo... No, infatti non abbiamo le pretese, quindi forse non è il caso. Vabbè, non accetteranno altro, ma ci può andare anche bene così. Ah, hanno delle tradizioni pericolosissime che non avevo notato. Costi esasperati, per fortuna noi abbiamo tutti i nostri benefici. Allora, però produciamo ancora un po' più di tè. Siamo primi in tutti i campi, vabbè. Cosa si può fare ancora? La pace col Giappone. Allora, quanto ci impiegheremo a fare questi core? 58 un po', Allora, la mia intenzione era prenderci innanzitutto queste 3 province. Non c'è costo... Chissà perché... Vabbè, certo. Non c'è costo diplomatico. Potremmo prendere tutte queste, a dire il vero.
Nessuno si arrabbierà, tranne il Giappone, come naturale. Allora, per ora abbiamo una piccola sovraestensione. Direi che potremmo davvero prendere tutte queste. Sì, tutte queste province, ma sì. Iniziamo a mandare queste richieste. Allora. Naturalmente sono entrati nella coalizione contro noi, riduciamo anche un po' di esaurimenti di guerra. Nel 58 finiremo tutta sta trafila. L'Utrecht invece ha lasciato la coalizione contro noi. Non c'è modo. Se non ci mandano un diplomatico presto. Oh yeah. Ah beh, in realtà non è una pessima notizia, però. Non abbiamo un buon potere militare. Ci mancava tanto per cambiare che la Francia rompesse il matrimonio reale e l'alleanza. Hanno un consiglio e reggenza. Pure loro. Vediamo se questo ha cambiato le relazioni, no? Allora, questo non è una buona notizia perché la Francia ogni tanto si comporta un po' stranamente nei nostri confronti. Non abbiamo eredi, tra l'altro. Speriamo di procurarceli presto. Strana l'azione. Allora, io direi di prenderci Filippo Galilei ad andare ad assediare per bene l'Austria. Allora, intanto noi potremmo fare naturalmente pace. Non so cosa potremmo esattamente richiedere. Ci serve il diplomatico, però. Allora, qui avevo dimenticato forse un esercito. Oh, finalmente la Corsica è nelle nostre mani. Bene. Soprattutto il cotone è utile. Abbiamo convertito Zanzibar. Possiamo continuare la nostra opera.
Facciamo così. Vienna è caduta. Allora, questa guerra con l'Austria. Io finirei praticamente contro questi nemici. E non è proprio di mio gradimento. Anche se, almeno teoricamente, potremmo liberare qualcuno, credo. La Silesia, che è uno stato dell'impero, credo. Esatto. Ah, hanno introdotto... No, non si capisce molto bene, ma la Silesia sia uno stato dell'impero. Potremmo, insomma... Livello 21 la Francia, no? Bisogna anche migliorare con la Francia. Ecco la Sardegna che finalmente è caduta anch'essa. Allora, è tutto sotto assedio, non proprio tutto. Allora, questo lo mandiamo in Francia. La Francia è sempre più impazzita. Si diverte troppo a cancellare le alleanze per i miei gusti. Potremmo velocizzare magari l'assedio qua. Finalmente anche questa. Vediamo la Turingia. Ah, non può, certo. No, non possiamo fare molto in realtà con la Turingia. L'unica cosa... che in questo modo finiremo in guerra contro Boemia e Ungheria. Peccato che non possiamo liberare la Nalt, evidentemente. Ma il Brunswick esiste? Perché mi sembrava di no. Ah, ok, no, invece esiste, quindi non è molto importante. Allora, che esercito hanno questi simpatici boemi? 53.000 uomini, senza manodopera. Ok, li possiamo battere.
Invece gli ungheresi, c'è qualcosa che non quadra negli ungheresi? No, proprio no, non quadra. Cavoli, che esercito che abbiamo però, eh? Ormai la Russia sembra un nanetto. Allora, non ho un cavolo neanche l'Ungheria. Ma quindi questa guerra li sta distruggendo? Tarnovo. Silistria, soprattutto Silistria. Però Tarnovo non posso. Allora, magari facciamo una pretesa su Tarnovo. Ah, la Russia li sta... Ma con chi sono in guerra? No, no, stanno vincendo, ma... Ah, finalmente il prossimo mese possiamo fare l'edificio storico, la... l'Accademia Militare, appunto. Potawatomi è collassata. Allora, come starà andando intanto negli Inca, nel territorio degli Inca? Sono un po' curioso di questi fatti. Non sono più, questi qui non sono più alleati con gli inglesi. E gli Inca stanno vincendo. Boh. Ah sì? Stanno conquistando il Portogallo. Fantastico. Gli Inca. Sti portoghesi sono pazzi. La Svizzera. E intanto... Ok, troppo tardi. La Boemia farà pace. La Spagna ha lasciato la coalizione. Ah. Ci vuole proprio una guerra contro la Boemia, eh? La Sassonia... Potsdam. Pensate Potsdam. E no, non va bene così, eh. Dov'è l'Anhalt? Vabbè, allora dovremmo liberare un po' di province. A questo punto però le nostre pretese sono un po' vane. Sono alleati alla Russia questi il guai. Salisburgo. Potremmo cambiare la religione di Salisburgo. No, non è vero. E anche l'Ungheria, no? Sì, ok. Ci siamo persi un'occasione a quanto pare. Per finire senza troppi problemi in guerra. Intanto il Commonwealth. La Svezia se la cava bene invece. Potremmo dichiarare guerra alla Svezia, viste le loro inutili alleanze. Ma sì, facciamolo dai. Non è più certo un problema. Forse qui gli ottomani si stavano andando a impelagare un po'. Se lo facciamo però con un
po' di tranquillità magari. Ah, sta migliorando le relazioni? No. Sì. Fantastico. Allora, non facciamo niente che possa fargli cambiare idea, naturalmente. Allora, il nostro diplomatico lo potremmo mandare in Bavaria di nuovo. Potremmo fare un bel generale. Carlo Emanuele Della, non si sa bene, Della Rovera. Beh, non è male. Poteva andarci anche meglio, però non è male. Probabilmente il nostro migliore. E svizzeri, vediamo il nostro generale cosa può farvi. E possiamo fare appunto l'edificio unico? Ah, non possiamo farlo, perché... Vabbè, un po' di pazienza. Allora, l'Inghilterra ha lasciato la coalizione, ormai sono tutti... L'Inghilterra è rovinata, teoricamente. La Spagna ha lasciato la coalizione, abbiamo detto. Che alleati ha? Scozia, Portogallo, Savoia. Fantastico. Semplicemente fantastico. Questi core sono un po' lenti a farsi. Vabbè. Allora, potremmo fare pace, direi. No, non possiamo finché non abbiamo le relazioni col Papa. Friesland. Perché vuole... Ok, un nuovo cardinale. Trento, va bene. Oh, per... Paleologi Montferrato. Strano nome. Ho l'impressione che Friesland farà una brutta fine, purtroppo. Stiamocene buoni ancora qualche mese. Adesso siamo veri protettori dell'impero, quindi la Francia in realtà non può far molto. Nessun rispetto. Può far molto la Francia. Allora io direi di... Volevo fare anche qui, ecco... Ah wow, possiamo passare. E volevo costruire un po' di edifici militari. Volevo anche... Allora, vediamo dove erano gli edifici militari qua perché non ricordo. Ok, erano qua, in queste strane province centrali, non so perché le avevo fatte qua. Però ne facciamo un po' di soldati. Per completare magari quella legione libica. Verona è sotto assedio. Allora, quanto manca lo scadere delle nostre pretese? 2 anni. Ecco, dovremmo far quello in tempo. Ma la Turingia sì, è protestante, ma non possiamo farci davvero nulla, perché la pace separata non è consentita. Oh yeah!
No. Oie, oie, oie. Perché questo? No, dimenticare le navi è la cosa peggiore, ma... almeno qualcuno ci cedesse dei diritti. Non è che siano neanche così lontani, ma... Guardate qui però cosa possiamo fare. Finalmente revocare questi appelli, vabbè, del Papa. Questo dovrebbe... Ok. Non abbiamo perso, quello che mi chiedevo era... Church Taxes. Mi sa che le abbiamo perse. Io non credevo di perderle, a dire il vero. Però forse sono state... Ah no, c'è, ok, quindi niente. Allora, qui siamo un po' nei guai. Molto nei guai. Dimenticare una flotta non va mai bene, soprattutto quando nessuno, ma tranne il Tibet che non... Perché ci odiate tutti? La pagherete, lo sapete per questo? Non c'è una... Quanto sono meschini, vabbè. Non siamo neanche lontani, ma neanche abbastanza vicini, purtroppo. Perderemo tutti questi galeoni, evidentemente. Eh. E siamo anche davvero vicini, ma... Quanto vicini dobbiamo essere? Basterà quello. Perché per ora siamo stati fortunati a... Uh! Uh! Ah, salve le navi, non ci pensavo proprio che potessero salvarsi. Quando è che ci sarà il famoso bonus del 15%? Mai? Vabbè. Allora, questa era la legione nipponica il cui numero non lo so. Forse era 10. Anche perché non abbiamo più sott'occhio queste informazioni. Se finissimo in guerra contro la Russia, in effetti potremmo fare qualcosa di utile. Mm. Molte cose utili. Allora, e quindi qua come sta andando? Praticamente non esistono più gli Inca, cioè i portoghesi, non gli Inca, è tutto invertito. Ecco, intanto abbiamo costruito un po' di questi shipyard che sono utilissimi. E volevo fare appunto l'edificio unico. Ecco, possiamo anche farlo, però adesso non abbiamo più soldi. Hmm. Perché avete lasciato Barrois? Fatemi capire. Ah, intanto l'Austria è vero che non è più assediata, quindi dobbiamo tornare noi ad assediarla.
non so bene cosa ho ordinato. Allora, finalmente Colonia si è presa questa. Ah, beh, però ok. Direi che ci sono le migliori prospettive, benché abbiamo perso un cardinale. Ah, ci sono i contadini. No. Si perdono continuamente i nomi. 4-3-2. No. Allora, questo è un evento simpatico. Peccati carnali. Potrebbero le sue labbra essere un po' più rosse? Mm, è una cosa dubbiosa. Eh, Hollow. Dunque, Hollow vuol dire a quanto pare una sorta di spazio vuoto, una cavità nel retro della tua mente. Fa un rimbomba, diciamo, le parole di le caute parole di preti e sacerdoti e predicatori. È questo ciò di cui i loro sermoni parlavano? Il demonio nel corpo della donna e le tentazioni alla carne? Strano. Quando i demoni vanno, questa sembra come un angelo. Ad ogni modo dovrai portare questo eh, nella confessione della domenica. E noi abbiamo due possibilità. Il, il bisogno di un erede è prioritario rispetto al bisogno di perdono. Oppure perdonami padre, ho molto peccato. Purtroppo non voglio un erede debole e tra l'altro con pessime capacità militari, quindi puntiamo su questo. Troppo bello sapere già le capacità dell'erede prima che nasca, però. Vabbè. Allora, stiamo assediando per bene? Pare di sì. Vediamo cosa succede in Austria. Allora, ok, abbiamo vinto a Graz. Azov pure. Ecco qui c'era stata un po' di dimenticanza. La Franca Contea. No, forse meglio dare un generale qui. Mogadiscio è occidentalizzato. Ok. Sono contenti questi al Papa. Allora, io direi di richiamare almeno uno di questi. Prima di tutto rinunciamo a questo accesso militare. Anche Caffa è caduta. Ok.
Ma non arriviamo mai? No, aspettate allora. Ok. Ah, c'era qualcosa di strano. Magari... Maledetti pirati, eh. Fantastico che tutti se la prendono con i timoridi, persino gli Bangladesh. Vorrebbero conquistare Delhi. Non è impossibile, però la vedo un po' improbabile vista la situazione in Timoridi. E a questo punto abbiamo vinto. E visto che abbiamo vinto, direi che potremmo... Che potremmo fare? Facciamo pace. Allora, Turingia non c'è modo. In realtà c'è modo. Ah, prima di tutto mi stavo dimenticando, ma questo non me lo faccio perdere un'altra volta. No, ma va bene così. Allora, niente Turingia. Che la volevo liberare in modo da convertirla, ma non è così grave. Cioè, più che altro, vediamo quanta differenza fa il fatto che sia di un'altra religione. Turingia. Non sono in ordine? No, non sono in ordine. Allora, questo è il simbolo. Eretico meno 20. Non è bello questo. Allora, chi sono gli eretici antipatici? Allora, Turingia, Salisburgo, Lanza, ahimè. E sempre ahimè la Pomerania, la Sassonia. Beh, ma li possiamo sistemare per bene, io credo. Sì, sì. Allora, io direi che dobbiamo sistemare bene anche la Turingia, però purtroppo non possiamo fare la pace separata, non possiamo convertire un bel niente. Però siamo fortunati perché che cosa ce ne facciamo dei ducati? È molto meglio liberare la Turingia. Già. Vediamo un po' cosa succede. Non ho visto bene chi ci odierà per questo. 30, non è poco. Hmm. Cosimo II Gonzaga diventerà re di entrambe le nazioni. Pensavo di guadagnare un po' di potere imperiale, ma... No, cioè, grazie alla liberazione a Turingia, naturalmente.
Ma no, ok. Questo non ci interessa, Mecklenburg. Ci vogliono tanto bene. Naturalmente questi invece ci odiano. Dobbiamo migliorare le relazioni il prima possibile. Uie. Call for peace. Ok. Facciamo subito pace allora. Fine dell'ultima crociata. Magari vediamo se possiamo far pace prima con la Svizzera. Vaud. Alla Savoia. No. Vorrei eliminare questi due trattati. Allora, potremmo fare la pace oppure migliorare già le relazioni, il che non è una cattiva idea. Sì, possiamo farlo. Morto un diplomatico, ma ne è nato un altro. Non siamo molto ricchi. Allora, missionari non tanto. Allora, magari mi riprendo questo. Emilio Pizarro. Un'ottima idea. Non me la strappate più sta curia. Oh, comete del cavolo. ...76... Potremmo fare... Ma io quasi quasi l'annetto tutta. 3 guerre per... Tripoli non mi sembra neanche il caso. Che ci dirà nessuno. Questo è l'importante. 32 di sovraestensione. No, non possiamo. 32 non possiamo. Come 32 così tanto? Tripoli. Però dai, almeno 2 le prendiamo. Poi prenderemo l'ultima. E chiudiamo così. Va bene, mandiamo le nostre richieste. C'è un po' di costo, ma
Fine crociata. Braganza. Cavoli, siamo già... Sono in guerra con gli Inca. Vabbè, dovremmo iniziare appunto la guerra. Dai ordine livoniano, fai pace perché... Come se la cava il Nepal? Così così. Pegu. Dove sono sti Pegu? Non si... Ah, sti poveretti. Ah, si chiama prima flotta ora. Ci mancava anche questo. La flotta africana la riporterei in Africa. E questa sarebbe flotta d'Oriente. Non so perché ha preso il nome in prima flotta. Allora. È un po'... È stata un po' una stupidaggine. Del resto non ci servono altre pretese in questa zona. Io magari, anzi sarei andato... Ok, è arrivato finalmente l'esercito portoghese. Ok, un altro assedio finito. Tutti ce l'hanno con Friesland. Oh, ottimo perché è buono in militare, anche se è un po' sottotono come erede. Però non è peggiore di questo.
Intanto la Russia è diventata una monarchia assoluta. L'Austria è caduta ormai. La Carinzia fin quando possiamo averla? Ok, l'ordine livoniano è sempre più potente. Va bene. L'Inghilterra è un po' in una fase declinante. Potremmo conquistarla senza difficoltà, ma allora possiamo prendere finalmente il nostro migliori relazioni al tempo, più reputazione diplomatica. Ci servirà la reputazione diplomatica per gli ottomani. Ormai siamo vicini al momento di annetterli. Vabbè, prendiamo allora la reputazione. Anche perché non so bene quanto sia la nostra espansione aggressiva, ma possiamo risolvere, credo. Penso di sì. Quanto ci odia la Spagna? Ma non tanto. Allora facciamo pure reputazione diplomatica. Abbiamo un re diplomatico. Come se ci servisse. Allora, dobbiamo un po' sistemare. Allora, dove sono i nostri carissimi generali? Sono tutti in fase d'assedio. Allora io direi di prenderne uno e iniziare un po' a sistemare i nostri nemici, perché allora Linz, Friesland non esiste più, il che significa che dichiareremo guerra allo Stato e alla Chiesa. Linz. Allora intanto adios. Wow, ma non ci serve. Allora, anzi, allora, possiamo rimandare un po' di colonie a quanto pare.
Io ne manderei 2. Uno qua. E il secondo... Il secondo è un po' più difficile. Potremmo continuare in questa regione. La Svizzera ci propone la pace. Che simpatici. Siamo un po' in ritardo qui con gli ottomani, ma non possiamo fare molto. Wow. Ci siamo trovati di colpo senza colonie. Ecco, finalmente abbiamo il bonus sperato. Naturalmente, la Slavonia deve essere nostra. Allora, vediamo un po' di... Potremmo far pace con l'Austria e forse ormai anche con la Svizzera. Ok, un po' di potere diplomatico. Non ci farà male. E avremmo anche le pretese sulla Carinzia. La verità è che abbiamo molte più pretese delle nazioni che possiamo effettivamente assimilare, perché siamo già al pieno della sovraestensione. Russia ha dichiarato guerra al Kazan. In che colonia produciamo questo? Qua, vestiti purtroppo, speravo te, ma... Allora, è arrivato il diplomatico, vediamo un po' se la Svizzera accetta i patti.
non ci interessano le vostre province per nulla. Va bene. Ha lasciato la coalizione. Chi resta in sta coalizione? Sono sempre meno. Sta diventando la coalizione più ridicola. Fatemi capire voi austriaci, cosa dovrete darmi? Oltre a un sacco di soldi. Potrei chiedervi la Carinzia. Però volevo più che altro. Ecco, questa colonia Limburg l'abbiamo già dato. Magonza non fa parte dei miei territori, no? No, Francia. Volevo liberare Fiandre, no. Baden più che altro. Già. Il che significa che non posso prendere tutto. Allora, queste fino a quando le abbiamo? 66, non moltissimo, ma neanche poco. Forse Breda, 67, non è molto diverso. Breda non è così importante. Vabbè, vediamo un po' cosa possiamo togliere. Breda non basta. Niente Carinzia, insomma. Ah, ma neanche... Vabbè, ho capito, devo prendere così. Esatto. Potrei prendere questo, liberare l'Alsazia. Berg. Berg. Ah, ma queste sono i corpi. Ok, quella è la pace che faremo. L'unico problema è che... L'unico problema è che siamo troppo sovrastesi. E non è che abbia troppa voglia di andare oltre tutti i limiti. Io direi di creare le pretese sulla Cirenaica o Barca, che dir si voglia. Tutti ce l'hanno quegli Inca. Allora, quando è che abbiamo detto che scade il claim? Febbraio, tra poco. Potremmo magari pagarli gli ottomani per annetterli un po' prima. O in alternativa fermarci un attimo con la Francia. Abbiamo un esercito, ma sì. Piccolissimo, ma c'è. Più preoccupante è la Francia, in realtà. Dovremmo fare, poi secondo i miei piani, anche qualche guerricciola. Qui a nord, ad esempio, contro lo stato della Chiesa stesso. Ecco, Petrucci potrebbe esserci utile.
Dato che non vogliono alleanze, questi lo Stato e la Chiesa dovranno vedersela. Ok. Mm. Che alleati avete? L'Austria e Würzburg. Allora io direi di richiamare... Ah no. Non ancora. Abbiamo perso un altro. Abbiamo bisogno di sicuramente uno da 3. Potremmo fare for defense. Inutile, ma più o meno. Neanche questo sarebbe molto più utile. No, direi proprio no. Timuriz. Sono morti i Timuridi. Io direi di vassalizzarli. Si potranno vassalizzare? Non credo. Però sono ormai ai limiti. Diciamo che forse dovremmo attaccare... Non si può attaccarli da lì. Stata la chiesa. Come vi è venuta in mente l'idea di attaccare Friesland? Ma io libero tutte e due, però abbiamo buone relazioni. Allora, io direi di partire allora dalla Spagna. Non so bene chi abbia... Perché mi sono dimenticato così a lungo? Vabbè. Vediamo di fare quest'altra guerra. Troppe guerre. Ah sì, avete onorato? Hanno però una flotta sti qua, potenzialmente pericolosissime. Beh, direi che possiamo chiudere l'episodio con questa dichiarazione di guerra. Magari... Io farei anche...
uno abbiamo detto che è qua. Uno è qua e servirà. E un altro è qua, dove non serve troppo. Aspettiamo questi 16 giorni per decidere il da farsi. Vediamo un po' cosa ne pensa invece. Ecco, ah no. Dobbiamo mandargli un insulto per assurdo. Questo era quello che temevo. Ah no, non è successo. Ok. Temevo quest'altra flotta. Penso che non si potrà dichiarare guerra, ma... Vediamo un po' di capire cosa hanno combinato in queste regioni. Oh, ho catturato io una nave, non me l'aspettavo. Proprio non me l'aspettavo. Un galeone. Che ci servirà sto galeone? Lo manderei qua. Esattamente. O qua. Forse però aspetterei questi. Come mai abbiamo così tante armate qua? Forse ne abbiamo troppe. Ah no, io non so più cosa fare, quasi quasi conquisto tutto il mondo in una guerra, non me ne frega più niente. E vedo anche le conseguenze quali saranno, ma non mi importa. Uie, mi hanno preceduto un po' troppo. Mercantili Siviglia, siamo delle fregate. Non so se hanno fatto una buona idea, se hanno avuto una buona idea. In ogni caso. Ok, abbiamo fatto qualche nuova scoperta. Allora, qui possiamo fare questa benedetta dichiarazione di guerra. Ah, nonostante ci sia l'esercito qua, non importa. Volevo liberare Friesland. Soprattutto. No, ma è meglio fare... No, Friesland. Würzburg.
Non è molto preoccupante la cosa. Boh, non so dove sia Würzburg. Sotto la chiesa. Non puoi far più niente. Allora, dov'è sto Würzburg che mi sfugge? Ah, qua. Ci vuoi anche tanto bene, ma... Vabbè, niente che... Würzburg. Solo Würzburg. Sono un po', come dire, circondati. Ah, però anch'io ho perso una nave. Sì. Facciamo Cadice. Ah, Petrucci, Petrucci. Forse possiamo anche evitare di avere un Petrucci qua. Tanto non c'è fretta. E lo mettiamo un attimino qua. Uie. Ragazzi, questi arrivano a maggio. Ritirata strategica. Vabbè, dai. Questa guerra si prospetta davvero interessante. Sono troppe però ste guerre. Allora, Austria e Genova. Cioè, l'Austria l'abbiamo conquistata tutta. Già. Non possiamo in realtà conquistare questa provincia perché... Potremmo in realtà fare anche di più, ma... sarebbe un costo abbastanza esorbitante. Non so, potremmo farlo, come potremmo essere più saggi e non farlo. Oppure farlo comunque. Allora io direi di marciare rapidamente qua. Voi di andare rapidamente qua e voi qua, 21. Beh, chiudiamo magari qui questo episodio. Credo vi potrebbe essere piaciuto.
Magari un giorno riusciremo anche a ripristinare la nostra alleanza. Ah, possiamo farlo. Ah no, non possiamo perché naturalmente non possiamo farlo. Però possiamo magari fare un matrimonio reale e lo facciamo. Ah, possiamo fare... Possiamo... E non me ne sono accorto. Certo che possiamo. Non so quali siano migliori. Probabilmente queste. Hanno più fuoco, non so. Oppure Highlanders. Ma ci penserò un attimo a questo. Non credo proprio queste. Possiamo magari fare qualche altro simpatico edificio? Sì. Non è stata una fantastica idea lasciare qui. Forse ci conviene ripiegare un attimo. Esattamente. Vabbè, chiudiamo con questo matrimonio reale. Purtroppo non potremmo subito fare l'alleanza con la Francia a causa delle loro pessime abitudini a rompere matrimoni reali. Beh, diciamo che è stato un buon episodio in quanto conquiste. Ci manca un po' di esercito in questa regione. L'unico problemuccio. Spagna. Beh, non ci sono successioni molto interessanti, forse. Possiamo avere un altro leader. Già abbiamo costruito il collegio. O l'accademia militare, come si può dire. Wow. Beh, possiamo farlo a sto punto, perché no? Non è un pessimo periodo per l'esercito italiano. Però forse è meglio non farlo, in realtà. Perché abbiamo comunque bisogno di punti militari. Gli Inca, secondo me sbarcheranno a Londra, no? Possibile. Poi credo che nel prossimo episodio potremo anche convertire Salisburgo, la Turingia. No, forse la Turingia no, ma la Sassonia magari. Insomma, continuare la nostra opera imperiale. Purtroppo i principi sono tutti contro di noi come al solito. Qualcuno voterebbe persino la Francia. Beh, non hanno molte speranze, c'è da dire. Purtroppo ho peggiorato parecchio le mie relazioni con l'impero, ma... Intanto volevo anche vedere se siamo... Ecco, il limite di forze navali, come vedete, è cresciuto molto. Questo è fantastico. Già. Beh, vorrà dire che faremo un bel po' di navi. Bene, al prossimo episodio, dai, alla prossima. Ciao.